Ho conosciuto Vermon 2 anni fa mentre facevo il mio tirocinio per il periodico de Catalunya. Stavo lavorando a un reportage sulla libreria Altair, dove si fanno alcuni intercambi linguistici di francese, di inglese di mattina. E per caso ho chiesto a Nuria che cosa stavano facendo, la loro opinione sulla libreria. E da lì abbiamo iniziato a parlare, Nuria ha iniziato a spiegarmi il progetto di Vermon, mi è sembrato molto interessante e ho chiesto se avessero già un gruppo di intercambio italiano. Mi ha detto di no e abbiamo iniziato a parlare della possibilità di aprire un gruppo di intercambio di italiano. Quindi abbiamo iniziato col gruppo di intercambio 1 anno e mezzo fa, a maggio del 2015, e fino a qui siamo arrivati tutti i giovedì a vederci a parlare italiano. Relativi al cibo, alle cene, alla scoperta di gastronomie nuove hanno fatto sempre parte di Venmo. Quindi le cene in posti strani o esotici, che possono essere un ristorante sirio, un ristorante nepalese, si sono combinate anche con cene e ristoranti tipici catalani, perché ci sono anche molti stranieri come me che partecipano alla vita di Venmo e che sono curiosi di scoprire la gastronomia catalana. La cena italiana è stata un'altra di questi appuntamenti, siamo andati a mangiare un gelato in una delle gelaterie che ci sembra forse era una delle migliori di Barcellona. Abbiamo in previsione la possibilità di organizzare magari qualche tour di degustazione di birra o di vino. Siamo sempre aperti alle degustazioni gastronomiche perché ci sembra che eh, giocare con il cibo, con il modo di mangiare degli altri paesi sia un modo anche di scoprire le culture degli altri paesi. A margine della lingua è anche un modo di incontrarci, di conoscerci, di uscire dalla routine degli intercambi settimanali e di conoscerci in altre circostanze. Una sera, dopo l'intercambio italiano, qualcuno ha proposto di andare a mangiare la pizza fritta nel bar di Orta. Eravamo 10 persone partecipanti del gruppo di italiano e abbiamo fatto questa escursione gastronomica. Siamo finiti a mangiare pizza fritta parlando in napoletano, catalano con il proprietario del ristorante. Una cosa che mi piace molto di Vermon è la complicità che si crea nel gruppo linguistico. Siamo tutti persone che non abbiamo quasi nulla a che vedere l'uno con l'altro, a parte l'amore per le lingue, il voler fare pratica di una lingua che non è la nostra, per me il catalano, per gli altri l'italiano, però si crea una complicità fra persone che non avrebbero possibilità di conoscersi se non fosse per Vermon, che mi sembra straordinaria. Non ci sono parole per spiegare il fatto che una ballerina di 89 anni e un ragazzo che lavora nella reception di un hotel possano stare a parlare 2 ore senza stancarsi in un'altra lingua. Una cosa che mi piacerebbe sottolineare di Vermon è il fatto che non credevo che il mio impegno di settimana in settimana fosse non solo così leggero, perché magari qualcuno pensa che avere un impegno ogni giovedì sera alla larga possa essere anche complicato. In realtà a me piace, ed è una cosa che si nota nel gruppo di scambi linguistici, aspetto il giovedì è come un appuntamento fisso con i miei amici. Ormai c'è una complicità nel gruppo, quando arriva qualcuno nuovo si sente, perché è sempre come una ventata di aria fresca e Vermon è un appuntamento settimanale che mi sembra ormai parte integrante della mia vita, non ne potrei fare a meno.